molti sono già in vacanza, qualcuno sta partendo. Io e Peppino soltanto siamo rimasti qui a Rumo, il mio carissimo amico, con il quale staremo... noi siamo già partiti, però siamo di ritorno già. Ok, e quindi a parte questo, io prima di continuare a dirvi qual è il nostro programma, per concludere qual è il nostro programma, cioè che abbiamo iniziato a parlarvene già la settimana scorsa, volevo fare soltanto una brevissima sintesi per capire da dove siamo partiti per questa avventura. E cioè questa, l'altra volta noi abbiamo parlato, se vi ricordate, della gravissima crisi economica e non solo in cui viviamo grazie all'inefficienza, specie delle amministrazioni che si sono avvicendate in quest'ultimo periodo. Abbiamo detto che purtroppo la sinistra fa pugni per ricandidare gli stessi inefficienti amministratori, così come la destra si ritrova impegnata solo a spartizione di cariche ed incarichi. Abbiamo parlato anche sulla necessità di uscire da questi schemi, di spogliarsi ognuno di noi di ogni casacca politica e di costituire, se possibile, se siamo d'accordo, un'aggregazione, un coordinamento di componenti economiche, culturali e sociali. Avremmo detto anche che ipotizziamo di costituire quindi un possibile governo di tecnici, ognuno esperto nel proprio settore. Questa è la sintesi in pratica dei concetti che abbiamo espresso la volta scorsa. Ora, per ritornare all'incontro di oggi e quindi per concludere questo percorso, vi voglio dire che noi abbiamo stilato un regolamento. Questo regolamento lo renderemo pubblico in una manifestazione in autunno, quando speriamo di avere più partecipazione. Nel quale regolamento abbiamo individuato i cosiddetti promotori, è un termine che gli abbiamo dato noi, ma poteva essere un termine qualsiasi, così ci è venuto in mente di denominarli. E come promotori potranno aderire sia a titolo personale che come rappresentanti di gruppi dello stesso interesse e o categorie per profondere in questo movimento la propria esperienza per dare il proprio contributo ad un programma che peraltro già è in fase di attuazione, di stesura. Molti di noi stanno già lavorando a questo programma e quindi stiamo già provvedendo a mettere giù delle idee che deve prevedere di dare uno slancio, se possibile, uno slancio immediato per la nostra economia europea. Molti operatori, molti tecnici si sono già iscritti in questo elenco, Mario è un custode di questo elenco e quindi già questo gruppo di promotori è partito, si sono costituiti. In altre parole, quindi, noi che cosa abbiamo ricercato, che cosa abbiamo formato, che cosa abbiamo costituito? Abbiamo costituito dei tecnici che sono esperti innanzitutto in agricoltura, che riteniamo essere ancora una fonte principale della nostra economia. Tecnici esperti che dovrebbero essere in grado anche di individuare i finanziamenti per questa benedetta agricoltura. Poi ne parleremo più continuamente su questa storia, perché sembrerebbe che non è possibile, non è vero che l'agricoltura rimanga così stantia con le vecchie culture, con i vecchi metodi, ma ci sono delle idee nuove, innovative che ci hanno proposto altra gente e quindi poi vi metteremo al corrente, vi diremo come e che cosa esiste. Abbiamo bisogno, e quindi si sono avvicinati dei tecnici esperti in ambientalismo, questo ambientalismo che è inteso non come costrizione del fare, assolutamente no, ma come difesa dell'ambiente e nel rinnovamento, perché se noi dobbiamo rinnovare questo ambiente è chiaro che non possiamo distruggere. Tutti quanti noi ci teniamo all'ambiente, ci teniamo che questo ambiente sia protetto in modo che tutti quanti noi possa vivere decentemente. Naturalmente avremo degli esperti in edilizia che provvederanno a sistemare il PUG, a parlare di cooperative, trovare se c'è qualche via di fuga, qualche sistema per questa povera gente, degli uffici tecnici, eccetera. Abbiamo individuato già chi
parlerà, sistemerà per quanto riguarda il risanamento del debito pubblico che questo comune purtroppo ha ed è prossimo anche, speriamo di no, in default. Naturalmente abbiamo anche persone esperte in commercio, artigianato, sport e turismo. Principalmente, vi voglio dire, e di questo sono felicissimo, abbiamo delle persone che si interessano di istruzione, di cultura e di ricerca dei nostri valori, della nostra identità, che sono parte integrante dello sviluppo umano e civile di ciascun cittadino e concorrono in maniera decisiva alla crescita anche economica della comunità. Io ritengo che il patrimonio tangibile, dal paesaggio rurale a quello urbano, i monumenti, i palazzi, le chiese, i musei che noi abbiamo, e il patrimonio intangibile, le nostre capacità creative, le nostre intelligenze umanistiche e scientifiche, sono sia la storia di Lugo che il nostro futuro. Con tutta questa gente, quindi, con tutti questi personaggi, con questi esperti, con questi tecnici, eccetera, che cosa abbiamo pensato? Che saranno promotori naturalmente, per tutta questa gente insieme eleggeranno con delle primarie sia i responsabili del nostro movimento, che ne cureranno e sorveglieranno i principi costituenti e non solo, sia i delegati che dovranno rappresentare detto movimento alle prossime elezioni cittadine. Come si intuisce, tutti questi responsabili non sono precostituiti, non piovono dall'alto, ma saranno persone competenti e capaci, individuati ed eletti da noi stessi, ripeto, con democratiche primarie, con il compito di sorvegliare per un'amministrazione trasparente e adoperarsi per un'amministrazione fattiva. Questo, diciamo, è l'obiettivo che noi ci siamo dati. Questo in sintesi, perché stasera non potevo stare a raccontarvi tutta la storia che abbiamo buttato giù, però i concetti fondamentali di quello che noi proporremo poi in autunno, cioè a settembre, a tutta quanta la cittadinanza, sono più o meno questi concetti. Detto questo, quindi praticamente esplicitatovi tutta la perché noi abbiamo deciso di avventurarci in questa corsa, in questa avventura, siccome stasera la partecipazione di molti e l'argomento era quello di parlare alle imprese, di capire perché abbiamo questa crisi, io mi sono fatto un esame e quindi mi sono chiesto perché l'edilizia è in crisi. Sì, le banche hanno avuto il loro peso, la recessione, i costi forse eccessivi, quindi tutte queste cose hanno influito sul problema, ma io ritengo che il vero problema che ha determinato questo sfascio è stata la burocrazia che lo Stato, le regioni, le amministrazioni periferiche, fra le quali Lugo si è distinta in modo brillantissimo, ci hanno imposto. I lavori pubblici a Lugo, sappiamo tutti, sono una frana. I finanziamenti ci sono, forse no, forse arriveranno, intanto si fa il bando, poi la gara, poi l'assegnazione, poi la sospensione, poi ripartiamo. È un casino indescrivibile. Uno degli ultimi casi, mi raccontava un amico che ha seguito più da vicino la storia, è la costruzione di Loculo al cimitero, che dopo una serie infinita di varianti forse sono partiti, però i soldi non si hanno ancora certezza se ci sono, dove stanno, quando sono. Tant'è che la nostra amministrazione ha pensato, io non lo so come si fa a pensare a una cosa del genere, se l'avesse fatto un imprenditore qualsiasi, a quest'ora o sarebbe un manicomio o sarebbe nella caserma. Che cosa ha pensato? Vendiamoci loculi del lotto che faremo, intanto prendiamo i soldi di quello che stiamo facendo e poi si pensa. Cioè una cosa veramente assurda. Se ognuno di noi facesse nella propria attività una cosa del genere, o solo imprenditori facesse una cosa del genere, sarebbe tranquillamente nella caserma a via Coraggio. Questo è poco ma sicuro. Quindi che cosa riteniamo? Riteniamo che manca un'organizzazione adeguata.
degli uffici preposti, così come manca e si deve trovare la persona che si interessa dei tantissimi finanziamenti che sono agevolatissimi, se non addirittura gratuiti, che riguardano per esempio la messa in sicurezza delle scuole. Se voi fate una passeggiata nelle scuole che abbiamo a Ruvo e seguite la legge sulla sicurezza del lavoro, molti di noi sono esperti in questa cosa, uno dice: ma è possibile che i nostri figli li mandiamo in questi istituti? Esistono dei finanziamenti addirittura gratuiti fatti dalle università, dai politecnici eccetera, per quanto riguarda il monitoraggio degli edifici esistenti, gli edifici di pregio, così anche gli edifici, diciamo, che circondano la zona A, la zona B. Quindi è tutto lavoro, è tutta iniziativa che si può prendere per smuovere tutto questo sistema, però sembra che lo conosciamo soltanto noi e gli altri ne sono all'oscuro. E poi mi chiedevo, abbiamo parlato del pubblico, dei lavori pubblici e l'edilizia privata. Io vedo che molti sorridono, io ho scritto: sono pronto a pagare una cena a chi mi dimostra di aver avuto la sua pratica onesta e favorevole nei termini di legge, perché sono certo che io la cena non la pago a nessuno. I nostri uffici, con le migliaia di gru che abbiamo sparso nel territorio, sono in continuo affanno. Cioè noi non stiamo facendo niente, non stiamo lavorando, non presentiamo niente, eppure se si va sugli uffici, sull'ufficio tecnico che ne affanno. Sono in una grande desolazione. Le pratiche si perdono, le pratiche si infognano, le pratiche per le quali si aspetta l'ultimo giorno per chiedere integrazione. Non è possibile. Cioè lo fanno quasi di proposito. Voi avete notato, ci sono molti imprenditori, molti tecnici, alla scadenza del termine, perché poi tutti è a posto, ti arriva la raccomandata a casa o ti arriva il messo comunale che ti porta questa carta dove ti dice che ci vuole, per integrare questa documentazione, un'altra serie di fesserie, perché alla fine non hanno niente di importante, ma intanto si sono intornati i termini, quindi bisogna elaborare questa documentazione, riportargliela, si riaprono un'altra volta, è tutta perdita enorme di tempo. Qui non fanno altro sul comune. Io ho scritto, chiedo scusa alle signore, che delle masturbazioni cerebrali dei nostri funzionari per trovare in quale nascosta casistica si trova l'intervento per poterlo bocciare e scrollarsi da ogni responsabilità. Cioè sembra che sia questo l'obiettivo che hanno i nostri funzionari. Tanto poi ci dicono: puoi ricorrere al TAR, come se andare al TAR significa non spendere soldi, non spendere tempo, non spendere altro. Ma c'è di più, c'è qualche altro funzionario ancora più incapace, io direi malandrino, che ti chiama e sussurrando all'orecchio ti dice: ma fa, tanti ci va a venire a vedere. Questo è proprio il massimo dell'inefficienza. Ma c'è un pazzo pollo da me un progetto. Sono queste cose che sono così, queste cose assurde. Ditemi voi se non è così. Qualcuno che dovrebbe tacere accusa i tecnici ruvesi di ignoranza e voluta incompetenza nel depositare i documenti. Però questo tecnico non controlla mai i documenti che lui rilascia all'interessato, perché a me personalmente mi è capitato di trovare una pratica che mi hanno restituito da un comparto, un agriturismo. Allora io infatti mi meravigliai che non sapevo che avevi fatto un progetto agriturismo. Cioè, io ho fatto un progetto agriturismo, insomma, è una cosa assurda. Quindi tutta questa gente che ci accusa di essere, sono i primi ad essere inefficienti. Quindi ma è possibile che buscare sempre? E a questo punto io voglio riprendere uno slogan di un personaggio politico che qualche tempo fa disse una cosa un po' strana, disse: dobbiamo pagare il funzionario a rendimento, quanto più lavora più lo pagheremo. Bene, io invece penso che noi dobbiamo
dare un altro slogan a questo nostro movimento. Io penso che dovremmo avere un'amministrazione che controllerà il lavoro svolto, non pagherà un centesimo in più di quello che spetta e che le cose saranno fatte tempestivamente e correttamente, perché altrimenti poi si vedrà che cosa si può fare. Io voglio citare due esempi che li ho saputi, sono tantissimi, innumerevoli, possiamo stare qui 2 giorni a raccontarli, però questi li ho saputi stamattina e quindi li volevo raccontare. Cioè è un altro professionista di lupo che non ha importanza a nominare, ha presentato una scia, proprio per essere tranquillo, di voi sapete quei gazebo che si comprano ai vari brico eccetera, con i tubolari da 1,5 pollici con la tenda sopra, beh, gliel'hanno rigettato, hanno dato il diniego per mettere questo gazebo nel giardino, perché rappresenta una struttura fissa, cioè perché questo lo devi abitare nel pavimento con 4 vedi. Allora uno che confonde la struttura fissa di un ombrellone con un fabbricato significa che sta proprio fuori fase. Sta fuori fase. E un altro amico mi raccontava un'altra cosa assurda: deve fare un lavoro nel centro storico, ha bisogno del suo camioncino con il cestello, va a chiedere il permesso per poter transitare, umano innanzi al red, dall'ufficio tecnico ai vigili urbani, all'ufficio tecnico, l'orario alle 10, alle 11, alle 12, alle 2, eccetera. Finalmente trovi questi personaggi, non lo puoi portare. E dicevo, e perché va passo un camion dell'immondizia? Ma scusate, allora tutto il centro storico deve cadere, deve decadere, deve cadere in frantumi, cioè non si può fare dopo perché va passo il camion dell'immondizia e quindi io praticamente un camion di gestione non può niente. Io avrei capito una persona, diciamo, sensibile, che avesse detto: signore, il camion dell'immondizia passa alle 9, tanto per dire un orario, per piacere tu dalle 8:30 alle 9:30 vai a prendere un caffè, in maniera tale che lasci libero il passaggio, viene un camion dell'immondizia, delle remorche, dopodiché tu vai a lavorare. Ma mi sembra una cosa logica, non dare un diniego assoluto. Ma come si fa a lavorare in questo modo? Ma è possibile? Allora chi secondo me continuerà a fare, stai guardando perché lo stai dilungando? No, perché lo devo trovare a sé. Allora io penso, io non voglio essere drastico, Mario, nelle cose, però penso che noi dobbiamo adoperare 2 alternative. Questi personaggi o se ne andranno o, come hanno fatto a Biceglie 25 anni fa, andranno a contare le mattonelle dei marciapiedi, perché è una storia simile. Capitò a Biceglie quando subentrò all'ingegnere Ventura, che andò in pensione, un altro funzionario, che poi è stata la fortuna di Biceglie, un validissimo architetto, però all'inizio era così, gli fecero capire, allora sta in Napolitano, molti di voi non so se lo conoscono, che una persona squisita, era del Partito Comunista Italiano, una persona intelligentissima, quello era rivoltato Biceglie, e l'ha rivoltato grazie all'aiuto fattivo dell'architetto Losapi, che ha capito e si è messo a disposizione. Quindi io là sono stato sintetico, vi ho dato un input, vi ho detto come il programma, vi ho parlato dei problemi che abbiamo. Voglio lasciare gli interventi agli altri perché non voglio fare da protagonista, però prima di concludere questa serata voglio chiarire 2 punti velocissimi. Il primo punto, e questo lo voglio fare per tranquillizzare qualche amico che per vie traverse me lo chiede, è che l'obiettivo del mio impegno in questa avventura non è quello di diventare il sindaco di questa città, ma è quello di non sentirmi più frustrato da questi politicanti rovesi. Quindi, chiarito questo punto, lo dico qui ufficialmente, così sgombriamo il campo ad ogni equivoco. Io sono qui con voi, mi piacerà portare avanti questa avventura con voi, non ho mire di alcunché, anche perché voglio fare tante altre cose nella mia vita, quindi sicuramente non mi sento che aiuterò questa cosa fin quando posso, ma abbiamo tolto
questo problema dalla nostra attenzione. E il secondo interrogativo, e il secondo punto, perché qualcuno ci ha chiesto come vi rapporterete con i partiti politici, eventualmente con i partiti politici. Beh, noi abbiamo, in maniera modesta, visto che stiamo partendo, ci siamo dati una punta di orgoglio, abbiamo detto che noi siamo i promotori e ideatori di questo progetto Non Fare, questo progetto che è improntato sul tecnicismo, sulla competenza, sul confronto, sulla meritocrazia, sulla demolizione del clientelismo, sulla risoluzione di problemi. Pertanto chi condivide le nostre regole può aggregarsi. Chi non capisce che bisogna cambiare e lottare per un rinnovamento di Ruvo è bene che prosegue da solo il suo vicolo senza uscita. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi chiedo scusa se vi ho annoiato. Chiedo scusa, prima di passare la parola a Mauro, volevo dirvi che sono possibili tutti gli interventi che volete.